Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno. Chi è che ha portato la parola di Dio oggi? Ah, ok, non si può andare in battaglia senza la spada, no? Va bene, allora apri la parola di Dio nella lettera di Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 14 e 15, fino al 16. 14, 15 e 16. Filippesi, capitolo 2, 14, 15 e 16. Dice così la parola di Dio: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Qua già ci sarebbe da fare una predica su questo. Perché siate irreprensibili, integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Questo era il desiderio dell'Apostolo Paolo, no? Desiderio che la sua Chiesa di Filippi, ma ovviamente la nostra Chiesa, risplenda come luce in mezzo alle tenebre. E questo noi dobbiamo farlo ogni giorno, in qualsiasi ambiente noi siamo, che siamo nella Chiesa, nella nostra casa, nel nostro posto di lavoro, noi dobbiamo fare la differenza. Allora la mia domanda stamattina è: io e te stiamo facendo la differenza nel posto dove noi siamo? Noi dobbiamo risplendere in mezzo alle tenebre. Non dobbiamo mai dimenticarci che la parola di Dio dice anche che il mondo giace nel maligno, ok? E quando noi entriamo nel mondo, noi portiamo la luce là dove la luce non c'è. Allora le persone possono reagire in due modi: o si fanno illuminare o scappano nelle tenebre e cominceranno a bersagliarti. Perché se tu vivi la parola di Dio, in qualche modo, dice la parola di Dio, io e te saremo perseguitati. Allora questa è la vita cristiana, che io lo voglio o no, è questo che ci aspetta. Ma ovviamente se noi facciamo la differenza, noi porteremo altre persone con noi nell'eternità, ed è questo lo scopo per cui noi viviamo ogni giorno, ok? Io ti invito ad alzarti in piedi e cominciare a ragionare su questo tema, perché questo è il tema della nostra predicazione di oggi. Gesù ha detto una volta: siate luce, ok? Questo è un comandamento, non è un consiglio che il Signore ci dà. Siate luce in mezzo alle tenebre. Voi siete luce della terra, il sale della terra. Se il sale perde sapore, gente, non c'è niente da fare. È qualcosa che viene buttato via, come dice la parola stessa, no? E preghiamo che noi possiamo essere luce e sale della terra, va bene? Chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col Signore e comincia a chiedere che la tua vita sia uno strumento nelle mani di Dio. Quando noi ci lasciamo usare dal Signore, tutto cambia. Dobbiamo imparare a mettere da parte noi stessi, e come ha detto Giovanni Battista, bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Questo ci farà di noi luce e sale di questa terra. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per essere qua un'altra volta a onorarti, ad adorarti, a vivere, Signore, questa esperienza di culto, Signore, che ci riempie veramente tanto, perché tu ami stare in mezzo ai tuoi figli, nella tua chiesa, con la tua famiglia. E Signore, ti piace agire in mezzo a noi. La tua promessa è che se dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. E Signore, noi aspettiamo da te questa mattina che tu possa fare un'opera potente nelle nostre vite, specialmente nelle nostre anime, Signore. Abbiamo bisogno di cibarci di pane fresco che viene dal cielo. Signore, grazie perché il tuo popolo sta arrivando, anche se è spicciolata, ma tu, Signore, conosci il nome di ciascuna delle tue pecore. Tu conosci, tu sai, Signore, di cosa abbiamo bisogno. Ti prego, Signore, di provvedere. Chi ha bisogno di incoraggiamento, tu possa incoraggiare nel nome di Cristo Gesù.
Chi ha bisogno di guarigione, tu possa guarire nel nome di Cristo Gesù. Chi ha bisogno anche di essere sgridato, perché questa è anche un'espressione del tuo amore, sgrida nel nome di Gesù affinché ritorni a te, Signore. Ma ogni cosa noi ti chiediamo, non per i nostri meriti, ma per i meriti del tuo figliolo Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Io ti invito a girarti a destra, a sinistra, dietro. Dai una parola di benedizione, un saluto al tuo fratello, alla tua sorella. Amen. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Pastore ha appena detto che dobbiamo risplendere la luce di Gesù, essere luce, essere sale e essere la differenza. E è su di questo che canteremo adesso. Questo canto dice: noi ti preghiamo, Signore Dio potente, per questa nazione, dare buona testimonianza, essere luci in ogni posto che andiamo, nel lavoro, nella famiglia, portare gente a conoscere Gesù. È di questo che canteremo adesso e di chiedere anche a Dio di guarire la nostra nazione, di benedire Italia, di benedire il nostro popolo, nostra famiglia, nostra chiesa. Amen? Amen! Buongiorno, cantiamo con gioia. Amen. Beati sono quelli che, beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te. Il loro cuore sono resi a te. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te. I loro cuori sono resi a te, e noi cresceremo di gloria in gloria fino a che il tuo volto noi vedremo. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, vieni a salvare, a benedire. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te. I loro cuori sono resi a te, e noi cresceremo di gloria in gloria fino a che il tuo volto noi cantiamo. Noi ti preghiamo, Signore, noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione, Signore, benedice questa nazione, vieni a salvare, a benedire. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente. Alleluia. per questa nazione, vieni a salvare, a benedire. Sol tu sei santo, sol tu sei santo, sol tu sei santo. Cantiamo, dichiarando, tu sei santo. So tu sei santo, so tu sei santo. Alleluia. So tu sei santo, Signore. So tu
sei santo, so tu sei santo, so tu sei santo Signore. So tu sei santo, so tu sei santo, so tu sei santo Signore. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione vieni a salvare, a benedire. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione vieni a salvare, a benedire. Amen. Cantiamo questo ritornello. Noi. Puoi cantare, canta di cuore per questa nazione. Noi ti preghiamo, noi. Oh, per questa nazione vieni a salvare, a benedire. Amen. Alleluia. Tu sei il re. Andiamo. Sono qui. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re invincibile. Io amo innalzare te perché sei il re. E chi lo guida davanti a te perché sei il re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Provo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo che tu sei il mio re, l'imbattibile, un amore che vive Io amo. dentro me. Io amo innalzare te perché sei me. E chi lo guida davanti a te perché sei il re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Cantiamo, tu sei. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re
mi tocca particolarmente. A parer mio questo brano è una dichiarazione stupenda verso Dio, perché è il Cristo che muove le montagne, è il Cristo che ci dona pace, che ci dà amore. E il brano dice proprio così: Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è. Vi rendete conto della potenza di Dio che ha nelle nostre vite tutti i giorni? Allora questo brano lo canteremo con dichiarazione, con una mente rivolta a Dio. Amen? Cantiamo! Tutti hanno bisogno di un amore senza fine. La grazia tua su me. C'è grande bisogno di perdono e conforto. È un Dio che salva. Muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Come sono, con tutti i miei timori, riempimi di te, questa mia vita che voglio dedicarti fino alla fine. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci Con la Chiesa, Cristo muove le montagne. Cristo Per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. La tua luce sia sul mondo e cantiamo per la gloria di Dio Padre. Gesù, la tua luce sia sul mondo e cantiamo per la gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Amen. Questa prossima canzone parla di un Dio che è per noi di generazioni in generazioni. Immaginate Dio con i nostri figli, con i figli dei nostri figli e con i figli dei nostri figli. Cioè, pensate che cosa grandiosa. E noi oggi vogliamo pregare per i nostri familiari, per i nostri figli, per qualsiasi persona che tu conosca, che tu possa veramente pregare e dire: Signore, che tu protegga, che tu benedica. Amen. Che lo possiamo fare con il cuore vero. Amen.
volto e la sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo, sia pace in te. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo, sia pace in te. Suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e i suoi figli e i tuoi figli, su di te sia suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e i suoi figli e i tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, ti diriglia, ti circondi, è con te lui, al mattino e alla sera.
vogliamo ringraziare, Padre. Noi sappiamo che Tu sei con noi, Signore, ogni giorno. Tu sei per noi, Padre. E nessuno, Signore, nessuno può fermarci quando Tu sei con noi, Padre. Nessun male, Signore, può sopraggiungerci, Padre, perché Tu sei con noi ogni giorno e ce l'hai promesso, Padre. E noi ci affidiamo a questo, Padre. Sappiamo che Tu sei un Dio meraviglioso, Signore, un Dio che si prende cura, Signore, di noi, dei nostri figli, Signore, dei figli dei nostri figli e di altre 1000 generazioni, Padre. Ti ringraziamo, Signore, non abbiamo parole, Signore, per descrivere il Tuo amore, Signore, la Tua promessa, Padre, per noi è grandiosa, Signore. Ti ringraziamo per tutto, nel Tuo nome santo. Amen. Potete sedervi? Tu credi in quello che hai appena cantato? Tu credi che Dio è per te? Non solo con te, ma per te, in tuo favore. C'è una grande differenza, no? Ci sono persone che camminano con noi, ma non sono per noi. Ma Dio cammina sempre con noi ed è per noi, a nostro favore. Matteo capitolo 5, da 14 a 16, dice così: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, nella Tua presenza, Signore, vogliamo continuare adesso meditando la Tua parola. Questo Tuo comandamento di essere luce di questo mondo. Un comandamento, non un semplice consiglio. Signore, aiutaci a capirlo, a come realizzarlo e a capire, Signore, quali grandi effetti positivi ha su noi, sulle nostre vite, sulle vite degli altri, essere luce di questo mondo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Noi scomporremo e ci aiuteremo anche con degli altri testi, questo testo iniziale in 3 parti, ok? E la prima parte mi ha colpito in modo particolare, ossia Gesù dice, la prima affermazione che Gesù fa è: voi siete la luce del mondo, ok? È interessante che questo testo biblico, questo discorso che Gesù ha fatto ai Suoi discepoli è stato fatto all'inizio della chiamata di questi discepoli, ossia loro ancora non avevano fatto niente di significativo, ossia non erano diventati trasformati, anzi, il contrario. Se noi andiamo a vedere fino alla fine del Vangelo, fino a quando questi uomini, questi 12 e quelli che erano vicino a loro non si sono veramente convertiti, non hanno fatto assolutamente niente di buono. Fino alla fine, vi ricordate Pietro cosa dichiara? Il Signore, se tutti ti abbandonassero io rimarrò con te. Sì, ok. 3 volte l'ha rinnegato poche ore dopo, no? Ma Gesù guarda i Suoi discepoli, li fissa, penso, io mi immagino la scena, no? Che Gesù guarda i Suoi discepoli e la prima cosa che Lui dice prima che vadano in missione è: voi siete la luce del mondo. Ho detto, Signore, che cosa hai visto in quelle persone? Perché loro avevano bisogno di sentire queste parole? Perché io e te abbiamo bisogno di sentire questa parola prima di uscire là nel mondo dove c'è la tempesta, quella vera, che è una tempesta spirituale? Abbiamo bisogno di sentire: tu sei la luce
del mondo. Allora io mi sono accorto, come io non ho tantissima esperienza come pastore, okay? Sono pastore dal 2009, dal 2013 a tempo pieno. Però una cosa il Signore mi ha fatto capire in questi pochi anni di ministero, che c'è una sorda, una profonda, nascosta disperazione nel cuore di tanti sinceri figli di Dio, perché ancora non abbiamo capito chi noi siamo. Quando noi usciamo nel mondo è interessante che il Signore ci dice subito: andate, fate discepoli, vero o no? Fare discepoli non è una cosa semplice, ossia non è semplicemente evangelizzare, non è semplicemente andare a portare una parola e far capire alle persone com'è la salvezza. No, discepolare significa camminare a fianco delle persone in modo che quelle persone imitino Cristo attraverso il tuo esempio pratico di vita. Ossia, noi dobbiamo veramente essere davanti a delle persone che cercano di imitare Cristo attraverso di noi. Ma per fare questo ovviamente è una battaglia, ossia i suoi discepoli, i discepoli di Gesù, quando poco prima di andare in missione il Signore gli ha detto: voi siete la luce della terra. Perché? Perché loro sarebbero andati in giro per tutta la Giudea, per tutta la Galilea, per tutta la Palestina, bussando alle porte, parlando del regno di Dio che era arrivato, e ovviamente loro avrebbero subito dei rifiuti, ovviamente avrebbero subito delle batoste psicologiche, e se loro non sapevano esattamente chi loro erano, loro si sarebbero scoraggiati. Quanti fratelli scoraggiati abbiamo oggi che non riescono a fare discepoli? Perché? Perché ancora non hanno capito che il Signore Gesù ci guarda e ci dice: tu sei un'opera finita nelle mie mani, tu sei un'opera perfetta di Dio nelle mie mani. E sia, caro fratello e cara sorella, io so che io e te, se viviamo insieme, dopo 10 minuti scopriremo gli uni degli altri che abbiamo dei difetti, ma per Cristo questo non conta, perché Dio guarda l'opera finita in me e in te e dice: tu sei luce, tu sei sale di questa terra, tu sei il buon profumo di Cristo che va in giro per il mondo e lascia una scia che le persone: di qua è passato un vero figlio di Dio. Guarda, voglio condividere con voi un testo che abbiamo condiviso nella veglia di preghiera dei nostri giovani adolescenti. Tra parentesi, meravigliosa. Alla prima parola che è stata data dal pulpito già c'era qualcuno in lacrime, ok? Perché il Signore era in mezzo a noi. I nostri giovani hanno pregato fino alle 5 di mattina, ok? E io so che quella notte qualcosa è cambiato nel mondo spirituale. Perché? Perché noi abbiamo pregato il nostro Dio. Tu credi che Dio risponda alle tue preghiere? Io credo. Anche quando noi rimaniamo lì che sembra che il tempo passa e che non arriva la risposta, il Signore ascolta la nostra preghiera. Sai perché non ci risponde subito? Perché Lui vuole che noi rimaniamo lì esattamente dove noi siamo, perché Lui ama sentire i Suoi figli pregare, ama sentire i Suoi figli che insistono. Ti ricordi la storia della vedova che insisteva col giudice iniquo, fino a che il giudice ha detto: affinché non mi spacchi la testa io gli darò una risposta. E il Signore ama, chiusa la parentesi, le persone che stanno nella sua presenza in preghiera. Allora questo testo dice così, guarda cosa dice: ma grazie, 2 Corinzi capitolo 2 versetto 14 e 15, ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il buon profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Wow! Il buon profumo di Cristo. Allora sta attento. Nella vita di tanti cristiani cosa succede? Se io e te non sappiamo chi siamo, succede che noi ascoltiamo la nostra vecchia natura, che non è luce. Allora tu sarai lì alla sera davanti alla TV o davanti al computer e visiterai quel sito che il Signore non piace, ok? E che cosa succederà? Tu comincerai a sentire dei sensi di colpa. Quando arriverà il senso di colpa confesserai. Quando confesserai tornerai alla comunione con Dio. Ma succederà di nuovo, perché tu non sai chi sei, tu non sai che sei luce e sale di questa terra, e tu entrerai in un ciclo di confessione, perdono, senso di colpa che non finirà mai, e la cieca disperazione tu la presserai là in fondo, ma resterà, e tu non ti renderai conto che sei un figlio di Dio salvato
salvato per grazia dal Signore. Cristo è morto per te, per renderti luce e sale di questa terra. Guarda che immagine che ci dà il Signore con questo testo biblico. L'abbiamo condiviso alle 4:30 di mattina, ok? Non so se è entrato quella mattina, ma il Signore mi ha detto: ripetilo ai tuoi fratelli perché c'è bisogno. Che cosa significa questo testo che Paolo Apostolo scrive ai Corinzi? Corinzi, ti ricorda qualcosa la comunità di Corinto? Una comunità piena di problemi, piena di peccato, piena di immaturità. E il Signore guarda attraverso l'Apostolo Paolo la Chiesa di Corinto e dice: voi siete il buon profumo di Cristo. Dio sbaglia qualcosa quando fa qualcosa con me e con te? Secondo te? Quando dice che tu sei un'opera di Dio, l'opera di Dio può avere dei difetti? Nessun difetto. E dice così, Paolo usa un'immagine che è l'immagine di una festa che si faceva nell'antica Roma. Stai attento di cosa ti parlo ora. Sono appena tornato a casa da Roma, mi sono fermato un'oretta al Colosseo e sono andato a visitare l'Arco di Tito, no? Non so se tu hai conosciuto, hai già visto, no? È un arco di trionfo, si chiama. No? Arco di trionfo. Allora, tutte le volte che un generale romano andava in battaglia in giro per il mondo e conquistava del terreno, che cosa succedeva? Quando ritornava a Roma si faceva la festa che era la festa del trionfo, ok? Si costruiva un arco, questo re o questo grande generale passava sotto l'arco e per Roma si faceva una grande festa dove i cittadini spargevano sulla via principale i petali di rosa e l'imperatore o questo re oppure questo generale romano passava attraverso con un cavallo sopra questi petali di rosa e dietro di lui c'erano tutti i nemici che lui aveva sconfitto in catene. E provate a immaginare, mentre il cavallo del re pestava questi petali di rosa, per Roma saliva un profumo incredibile che era il profumo della rosa per tutta la città, no? Allora Cristo, stai attento che cosa ci dice adesso. E Paolo era un cittadino romano e ce lo dice per quel motivo. E dice, Cristo ci porta sempre in trionfo in Cristo Gesù. Tu sei più che vincitore in virtù di colui che ci ha amati. E mentre tu passi per le vie dello Spirito, un profumo sale davanti a Dio e Dio dice, sta passando mio figlio, che buon profumo che c'è. Ti basta questo? O vuoi di più? Vuoi di più? O questo ti basta e dice, Signore, questo mio figlio è un'opera d'arte. Un pastore una volta ha detto, non andate al museo del Louvre a vedere la Gioconda di Leonardo, venite a casa mia perché io sono un'opera d'arte di Dio. Tu sei un'opera d'arte di Dio. E se tu non sai di essere luce e profumo e sale di questa terra, sarà una vita veramente difficile nel mondo spirituale. Tu devi essere convinto di quello che Dio ha fatto nella tua vita affinché tu possa affrontare tutte le sfide della vita con questa consapevolezza che il Signore ci dà. Tu sei luce di questa terra. E Lui ti dice, credi in quello che io ho fatto per te. Ma Lui dice anche, secondo punto, torniamo alla slide numero 1 per favore, che dice una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Allora sta attento, qua Gesù usa un'altra immagine molto interessante, ok? Allora voi sapete che una volta all'anno gli ebrei dovevano andare a Gerusalemme ad adorare almeno per la festa di Pasqua, ok? E in giro per tutto l'impero c'erano almeno 300 sinagoghe, ossia almeno 300 comunità ebraiche sparse su tutto il territorio dell'impero romano. E le persone che andavano a Gerusalemme di tutte le estrazioni andavano percorrendo centinaia di chilometri a piedi oppure a dorso di mulo, perché ovviamente non c'era il Frecciarossa e non c'era neanche l'elicottero, e dovevano andare a piedi e viaggiavano a volte anche per mesi e dovevano a volte dormire all'aperto, in mezzo alle belve, in mezzo ai predoni, in mezzo ai briganti, e facevano un viaggio
pericolosissimo. Allora, quando arrivavano nei pressi di Gerusalemme, la prima cosa che vedevano erano le luci che erano poste sopra il monte, perché Gerusalemme è posta sopra una specie di una collina alta poche centinaia di metri, e i pellegrini che arrivavano vedevano quelle luci e finalmente cominciavano a gioire, perché dicevano: qualcuno ci ospiterà, qualcuno ci accoglierà, finalmente il nostro viaggio è finito. Ossia, noi siamo quella città posta sopra un monte, perché ti posso dire una cosa, perché là fuori ci sono tanti pellegrini che stanno cercando un rifugio, stanno cercando ispirazione di qualcuno che gli dica come si vive questa vita. E io e te, il Signore ci dice: tu sei quella città. Tu sei quella città sopra il monte che può fare la differenza, che dà gioia alle persone. A volte noi, sapete qual è la differenza tra una luce vera, la luce di Cristo, e una luce umana? Allora, hai mai visto una stella cadente? Alzi la mano chi ha mai visto una stella cadente, no? A volte ci mettiamo là fuori, non so se sei mai andato in spiaggia a vedere, è una cosa romantica, no? Che tu fai da ragazzino specialmente. Quando diventi un po' più vecchietto ti occorrerebbe la copertina anche a giugno, no? Per andare. Ma è interessante che queste stelle cadenti ti danno una gioia per un attimo, no? E dici: wow, bellissima. Ma è interessante che questa luce compare un attimo e poi ritorna nel buio della notte, vero o no? Scompare. Tu sai che cosa sono le stelle cadenti, no? Sono dei piccoli meteoriti che si incendiano col contatto con l'atmosfera e poi vanno in polvere, no? A volte ho l'impressione che alcuni di noi siano come quelle stelle cadenti, no? Entrano nella chiesa, fanno e tu dici: wow! E poi scompaiono nel buio di nuovo. Poi ci sono le lucciole, quelle che hanno la luce intermittenza, no? Vengono, non vengono, vengono, non vengono, vengono, non vengono, vengono, non vengono. E tu dici: ah, che bello! Poi e tu dici, quando le persone, io è interessante che faccio sempre una battuta, quando le persone entrano nella chiesa, no, vengono, poi escono, vanno via per un periodo, e gli dico: wow, ma veramente ti sto vedendo, è un'apparizione mariana questa. Gente, noi non siamo chiamati né a essere stelle cadenti e neanche lucciole con la luce intermittente. Quello che il Signore ci dice è: tu sei una città posta sopra un monte. Ed è interessante cosa facevano gli ebrei per dire: qua c'è rifugio, qua c'è ispirazione per te. Prendevano una lampada e la mettevano sulla finestra, in modo che i pellegrini che vedevano da lontano quella luce dicevano: là c'è un posto dove io posso riposarmi, là c'è un posto dove io posso andare e essere abbracciato, essere curato e ispirare delle altre persone. Questo è quello che ci chiama a fare il Signore. Allora adesso ti voglio leggere un testo biblico che ti farà capire un pochino meglio che cosa intendo io per ispirare le persone, ok? Si trova in 2 Samuele, dice così: ci fu di nuovo guerra tra i Filistei e gli Israeliti, e Davide scese con la gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco e Isbi Benob, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia di bronzo del peso di 300 sicli e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide, ma Abishai, il figlio di Seruia, venne in soccorso al re, colpì Filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: tu non uscirai più con noi a combattere ed eviterai che si spenga la lampada in Israele. Chi era Davide per Israele? Una lampada, una luce in mezzo alle tenebre, ok? Dopo questo ci fu un'altra battaglia con i Filistei a Gob. Allora Sibecai il Cusita uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa. Stai attento che cosa sto dicendo qua. Allora, ti ricordi quando Davide da ragazzino ha ucciso un gigante che si chiamava Golia? Ti ricordi questo episodio? Che cosa è successo? Tutto il popolo tremava e questo ragazzino che era alto 1,5 centimetri con l'iva,
ok? Ha ucciso un gigante di 3 metri e che cosa è successo quando lui ha fatto questo gesto che era impossibile per lui, perché lui era un pastore di pecore e addirittura il re gli ha detto non andare perché lui combatte dalla sua infanzia, ma che cosa lui ha fatto? È andato avanti lo stesso perché Dio lo aveva riempito di Spirito Santo e in quel momento lui ha ispirato un popolo intero a combattere contro i giganti. Allora sarà che noi ancora oggi nella nostra Chiesa moderna guardiamo i giganti della nostra vita e gli diciamo tu oggi Dio ti darà nelle mie mani e io farò vedere che esiste un Dio nella mia vita. Stai capendo quello che ti dico? Questi uomini sono stati ispirati da Davide e finalmente sono andati in battaglia e hanno detto adesso i giganti li uccido io perché c'è stato qualcuno che mi ha ispirato, qualcuno che mi ha detto che è così che si fa. Allora quando Dio ci guarda e ci dice fai delle opere eroiche, perché se tu fai delle opere eroiche per me, tu ispirerai una generazione intera. La parola di Dio ci dice nella prima lettera di Pietro, aggiungete alla vostra fede la virtù. Sai che cos'è una virtù? Opera eroica. Chi vuole fare Iron Man della situazione qua stamattina? Chi vuole fare l'uomo ragno? Marvel, vuoi fare l'uomo ragno? Chi vuol fare Hulk? Ogni tanto mia moglie mi dice quando tu ti arrabbi sembri Hulk. E il Signore dice abbiamo bisogno di supereroi della fede che siano una luce nel mondo, che ispirino altre persone. Ti voglio dire un segreto, ok? Stai attento a cosa ti dico adesso. Quando tu brilli, tu dai la libertà alle persone vicino a te di brillare altrettanto. Perché quelle persone vedranno che si può brillare, quelle persone vedranno che si possono uccidere giganti, quelle persone sapranno che si possono superare degli ostacoli che umanamente parlando non si possono superare, ma con Dio sì. Con Dio sì, gente. Ma a volte io mi chiedo, ma che razza di Dio io e te pensiamo di avere? A volte noi lo rinchiudiamo in una scatolina così piccola. Ti ricordi cosa ha fatto Giacobbe quando scappava da suo fratello? Ha preso una pietra, si è addormentato sopra, il giorno dopo ha fatto un sogno incredibile, Dio si è presentato a lui e quella pietra, sai che cosa, come lui l'ha chiamata? Betel, la casa di Dio. Una pietra che sicuramente aveva 20 per 30 centimetri. A volte noi facciamo il nostro Dio di quella dimensione. Ma tu pensi che Dio possa combattere insieme a te i tuoi giganti, sì o no? Sconfiggere i tuoi giganti, sì o no? Il mondo ha bisogno di essere ispirato, gente. Sarai tu il prossimo che ispira una generazione che fa la differenza in questo mondo, sì o no? Ah, ma pastore, ma io chi sono? Sei luce del mondo, te l'ho detto all'inizio. Davide che possibilità aveva di sconfiggere il gigante? Aveva una possibilità umana? Perché lui l'ha fatto? Perché lui credeva in un Dio che era luce e lui stesso ha voluto essere luce. La vogliamo dare la nostra vita al Signore, sì o no? Tu vuoi fare la differenza, sì o no? Sarà che Dio, quando ha detto voi siete la luce del mondo e non puoi nasconderti, sarà che Lui ha capito come funzionano le cose, sì o no? Perché Dio capisce bene le cose, no? E Lui dice non puoi nasconderti, non puoi tacere, non puoi non guardare. Non so se vi ricordate, noi abbiamo avuto, forse i giovani non si ricordano, qualche anziano come me si ricorda, abbiamo avuto un presidente della Repubblica che si chiamava Sandro Pertini. Chi è che si ricorda? Ok. Questo uomo, con tutti i difetti che aveva, era un uomo che quando vedeva le cose parlava, ok? E c'è stato un terremoto tanti anni fa nel Belice, no? E lui dopo 13 anni è andato a visitare questo posto e ha cominciato a dire ma ancora non sono state ricostruite le case, dove sono andati a finire i soldi che noi abbiamo messo?
e i politici l'hanno sbranato per quella cosa, no? Ma lui ha detto, io sono un presidente della Repubblica che guardo, sento e parlo, e gli altri vogliono che io sia sordo, cieco e muto, ma io non lo sono. A volte noi siamo in mezzo al mondo, guardiamo delle cose e facciamo finta di niente, facciamo i camaleonti, ci adeguiamo al colore del mondo. E il Signore dice, non fare il camaleonte, fai luce nelle tenebre, fai la differenza. Tu sei una luce posta sopra una montagna. Le persone hanno bisogno di vedere una cosa diversa. Ci sono delle chiese che si stanno adeguando al mondo. Addirittura ho sentito una cosa che mi ha fatto venire i capelli dritti. Per attirare persone, una chiesa statunitense, sta diventando una moda questo, ok? Prima di fare il culto organizzano incontri di box, così la gente arriva e poi si predica la parola di Dio. Ho detto, Signore, non è più la parola di Dio che attira, ma è l'incontro di box. Ma a noi ci sembra una cosa da matti, ma è così che funziona, così che la Chiesa moderna sta inserendosi nel mondo, anziché noi ci inseriamo nel mondo. Noi dobbiamo entrare nel mondo e fare la differenza, gente, perché noi siamo luce e sale di questa terra. Sei convinto insieme a me che lo siamo? Perché se non siamo convinti, gente, restiamo a casa, perché così non faremo mai la differenza. Ma è interessante che noi non dobbiamo essere soltanto una luce posta sopra una montagna, ma dice anche il resto. Una lampada non si accende per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Allora, prima cosa che il Signore ci ha detto, tu sei luce, giusto? Seconda cosa, sei una città posta sopra un monte, perciò tu devi essere luce nel mondo. E alla fine ci dice, tu devi essere luce dove? Nella tua casa. Qua faremo 7-8 sermoni su questo, ok? Allora, state attenti. Quando noi cominciamo a ragionare su cosa deve essere noi luce nella nostra casa. Allora, ci sono alcuni cristiani che erratamente considerano che litigare in una famiglia sia un grosso problema. Allora, ti do subito una notizia che ti farà in un certo modo piacere e dall'altra parte ti sconvolgerà. Litigare non è un problema, perché la parola di Dio dice adiratevi ma non peccate, il sole non tramonti sopra il vostro cruccio. Guarda la saggezza della parola di Dio, ok? Litigio, ascolta bene quello che ti dico, litigio è una opportunità di capire la persona che ti sta vicino, ok? Però la parola di Dio ti dice, quando tu litighi, non peccare, ossia, consiglio, se tu devi litigare, litiga, ma non lanciare coltelli appuntiti. Se li hai con la punta tonda è meglio. Ossia, non fare del male alla persona che sta vicino a te, di fronte a te. Quando tu litighi, non usare parole che feriscono la persona, la identità della persona. Se tu dici sei uno stupido o non capisci niente, ci sono due cose che non devi mai fare. Attentare alla identità della persona quando tu litighi. Seconda cosa, non so se dirtelo o meno perché ho speso molto per capirla questa. Lasciamo alla fine. La lasciamo per dopo. Ok. Quindi la prima cosa, non ferire mai la persona direttamente nella sua identità, ok? L'altra cosa è di poche parole, perché la parola di Dio dice nella moltitudine delle parole non manca la colpa.
Hai mai sentito quelle persone che quando litigano parlano a macchinetta e tu dici aiuto, sono sotto il fuoco di una mitragliatrice? No, poche parole, gente, è così. Ed è interessante che Dio ci ha messo nel nostro corpo 2 piedi, 2 mani, 2 occhi, 2 narici, 2 orecchie, ma una lingua sola. Sei mai chiesto il perché? Una. Morte e vita, dice il libro di Proverbi, sta attento. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi la ama ne mangerà i frutti. Cioè, morte e vita. Tu puoi uccidere una persona con la tua bocca oppure darle la vita. Stiamo attenti a come usiamo la nostra lingua. Ma quando noi litighiamo, dice il Signore, è una grande opportunità di essere luce. Sai cosa vuol dire essere luce? Quando noi litighiamo nella nostra casa, vuol dire perdonatevi gli uni gli altri come Dio ci ha perdonati in Cristo. Come Dio ti ha perdonato in Cristo? Ha preso tutti i tuoi peccati e li ha buttati in fondo al mare dal primo all'ultimo. Un altro consiglio che ti do per esperienza, ok? Sto imparando io, dopo 28 anni di matrimonio, sto imparando. Non fare l'uomo o la donna storica. Ti ricordi quando tu mi hai detto questo, la litigata di prima, che tu mi hai detto questa parola? È incredibile che noi abbiamo una memoria elefantina per le cose che sono state dette che ci hanno fatto male, vero o no? Elefantina, quindi da moglie o marito isterico tu diventi istorico. Non essere un uomo o una donna storico o storica, perché il perdono di Dio, come Lui ci fa a noi, come Lui ci perdona a noi dobbiamo perdonare altrettanto, dobbiamo prendere tutti i peccati, tutte le ferite, tutte le parole dette di storto, buttarle in fondo al mare e ricominciare da zero. Questo è vivere insieme, questo è vivere in una comunità, questo è vivere in una famiglia, questo è vivere la vera vita cristiana. Fratello e sorella, non pettegolare, ok? Non parlare male degli altri, cerca di entrare nella logica, non giudicare affinché tu non sia giudicato. Conosci prima la storia della persona e poi parla, perché prima di parlare noi dobbiamo conoscere tutta la storia. Okay? Perché Cristo ci dice: io conosco ogni tuo passo, io so quando tu ti alzi, quando tu ti siedi, e ancora prima che una parola esca fuori dalla tua bocca io lo conosco appieno. Quindi quando tu vedi un atteggiamento di una persona, forse la persona ha passato una settimana complicata, difficile, di guerra, di lotta contro se stesso, contro il diavolo, contro il mondo, e arriva lì e scarica tutto quello che ha. Ti è mai capitato che tu entri in casa e arriva il camion di angurie addosso a te, no? Oddio, cosa è successo? Allora tu, la prima cosa che ti viene è, vedo dei sorrisini, sto centrando proprio il problema, ok? Ma è così che funziona, gente. Ma noi abbiamo una storia e il Signore ci dice: sii luce nella tua casa. Cerca di capire le persone, perché le persone hanno una storia. 3 cose adesso, se tu vuoi essere luce nella tua casa. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Tu sai che se tratti male tua moglie le tue preghiere sono impedite? C'è scritto nella parola di Dio. State attenti, mariti, perché io voglio che le vostre preghiere arrivino al Signore, ma se tu tratti male tua moglie è così che dice la parola. Mogli, amate i vostri mariti e sottomettetevi a loro come al Signore. Io con quello lì. È bello che noi invertiamo, no, questi comandamenti. Moglie, stai sottomessa. Marito, mi devi amare.
Ma non è così che funziona. L'unico potere che tu hai è cambiare te stesso, non l'altro. Io non cambio mia moglie non cambia me. Tu non cambierai tuo marito, tu non cambierai neanche tuo figlio. L'unica cosa che tu puoi fare è cambiare te stesso. Questa è responsabilità personale. Vuoi che gli altri vedano la tua luce nella tua casa? Tu devi cambiare te stesso. Questo è essere luce. E infine, l'ultima cosa che voglio dirti per essere luce nella casa, ce ne sono tante di cose da dire, ma deve essere sviluppato un grande senso di appartenenza alla famiglia, ok? Quando noi litighiamo, quando noi ci feriamo l'uno con l'altro, la cosa che dobbiamo sviluppare è, ok, siamo qua, stiamo litigando, ma io e te ci apparteniamo e andremo avanti insieme. Hai capito la cosa? Oggi è troppo rapido nel mondo dire, ok, non andiamo d'accordo, basta, finito il problema, vado a cercare un'altra spiaggia. È vero o no che si fa così? E il Signore dice, rimani lì dove sei, perché io ti benedirò nel momento in cui tu resterai lì, nel momento della siccità. Tu lo sai che arriverà la siccità, vero? Nella tua famiglia, nella tua vita, arriverà prima o poi la siccità. Voglio leggerti un testo biblico che si trova nel libro di Genesi. Isacco, il Signore a un certo punto gli ha detto, nel paese ci fu una carestia oltre la prima che c'era già stata ai tempi di Abramo. Ti ricordi che cosa ha fatto Abramo? Appena c'è stata la carestia, lui è scappato in Egitto, ok? E guarda cosa gli dice il Signore. E Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, E Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse, non scendere in Egitto, non andare a cercare un'altra donna, non andare a cercare un altro uomo, non andare da un'altra parte, perché io voglio benedirti nel tempo della siccità, lì dove tu sei. Guarda che cosa dice adesso. Isacco seminò in quel paese, ossia nel periodo della carestia, della siccità, e in quell'anno raccolse il centuplo. Cosa succede quando noi stiamo fermi nella nostra posizione nel momento della siccità della nostra vita? Il Signore dice, non andare via, continua a seminare dove io ti ho messo e tu raccoglierai 100 volte tanto, non devi mollare, ok? E guarda che cosa succede dopo. Il Signore lo benedisse. Arriva lì, alcune persone che abitavano quel paese gli dicono, quelli risposero, noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te. E abbiamo detto, si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Ossia, quelle persone hanno guardato Isacco e gli hanno detto, tu sei diverso. Che cosa c'è che io non capisco? Cioè tu nel periodo della siccità semini, raccogli 100 volte tanto, abbiamo bisogno di avere più comunione con te. È così, gente, che si diventa luce del mondo. C'è qualcosa nella tua vita per cui tu stai pregando da tanto tempo e insisti e non riesci e il Signore non ti risponde e la siccità sembra che aumenti e tu ti strappi i capelli. Il Signore ti dice stamattina, vuoi essere luce della terra, vuoi essere sale del mondo, rimani lì e insisti, perché io ti benedirò lì dove tu sei. E le persone non potranno far altro che guardarti e dire, no, ma c'è qualcosa di diverso in quella persona. Lui è veramente luce della terra. Andiamo a fare un'alleanza con lui. Sapete, una delle più grosse soddisfazioni che io ho avuto nella mia vita, specialmente nella mia vita professionale, no? Quando sono uscito dal mio posto di lavoro, io ho lavorato per 27 anni in un'industria chimica. Negli ultimi 6 anni ho insegnato il lavoro ai ragazzi che venivano assunti. E quando io sono uscito ho detto al mio capo, guarda, io ho questa chiamata, no? Ho testimoniato proprio a lui, no? Ho invitato tutti quelli con cui lavoravo
abbiamo fatto un mini rinfresco, ma la cosa che mi sono preoccupato di fare è regalare una Bibbia a ciascuno di loro, no? E ho regalato questa Bibbia. 2 cose mi sono state dette che mi sono rimaste dentro nel cuore. 2 persone importantissime di quel gruppo, uno era il mio capo e l'altra era un ingegnere che lavorava con me. L'ingegnere mi ha detto, non credente, ok? Ma è interessante che Dio usa la bocca di chiunque vuole. Mi ha detto, io so che tu sei preoccupato, ma non preoccuparti perché andrà tutto bene. Io conosco la tua fede. Ho detto, Signore, questa è stata la prima cosa che mi ha colpito. La seconda cosa, che il mio capo mi ha detto, quando tu uscirai da qua rimarrà un grande vuoto. Ho detto, Signore, io ho lottato per questo e tu mi hai premiato, ho raccolto 100 volte tanto. La mia testimonianza là non può essere cancellata. Io voglio che ciascuno di voi possa raccogliere questo grande raccolto di quello che il Signore vuole fare attraverso la tua vita, ma noi dobbiamo essere luce e sale di questa terra. Tu sei già luce e sale di questa terra, ma bisogna che tu ne sia convinto e che tu affronti tutto quello che il Signore ti dirà di affrontare da ora in poi con uno spirito completamente diverso. Tu sei un'opera finita di Dio, tu sei il buon profumo di Cristo, tu sei unto dal Signore, tu sei salvato, tu sei redento, tu sei santificato, tu sei glorificato e tutto quello che la parola di Dio dice, più di 20 realtà sono già compiute nella tua vita appena tu ti sei convertito, ma tu devi essere convinto di quello che il Signore dice di te, perché se non è così tu sarai come quella persona che fa quel circolo vizioso e colpa, peccato, peccato, colpa, perdono, ravvedimento, ma tornerai sempre nello stesso punto. Il Signore dice, tu sei luce di questa terra. Amen, Chiesa? Volete pregare insieme a me? Io lo so che noi tanto guardiamo ai nostri difetti, ai nostri falli, alle nostre mancanze. Ma una cosa che il Signore ci ha detto stamattina, ha detto, adeguati a quello che tu sei già, perché tu sei luce, ma io voglio che ti comporti sulla base di quello che io vedo in te, non su quello che tu percepisci. Non pensare ai sentimenti. Pastore, io non mi sento buono, non mi sento santo, non mi sento giusto. La parola di Dio non ci dice di basarci sui sentimenti, ma di basarci sulle sue verità. E la sua verità è scritta una volta per sempre. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà le cose presenti, le cose future, saranno gli angeli, le potestà. Ci sarà qualcosa che può separarti dall'amore di Cristo? La parola di Dio dice che una volta per sempre Cristo è stato crocifisso e il suo amore si è compiuto lì. Niente ti potrà separare dall'amore di Cristo. E io voglio pregare per te stamattina, perché tu sia luce e sale di questa terra. Ci vogliono dei veri guerrieri, dei supereroi che dicano, Signore, io voglio ispirare una nuova generazione. Io voglio essere uno strumento nelle tue mani. E se tu hai sentito che la parola di Dio era per te, io ti invito, lì dove tu sei, nessuno ti vede, ad alzarti in piedi. Io voglio pregare per te, ok? Dio ti benedica qua davanti, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, amen. Là dietro, Dio ti benedica. Non avere vergogna di alzarti, ok? Se il Signore ti sta chiamando, non puoi dire no, Signore. Amen. Ci sono delle persone veramente che vogliono e questo basta al Signore. Da oggi
il tuo cuore sarà investito di un'autorità molto diversa, ma tu devi essere disposto a lasciare che Dio operi in te. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per la vita di questi cari, Signore, che hanno detto: sono qui a tua disposizione, Signore. Io ti prego di riempirli del tuo spirito e di lasciare, Signore, che la tua opera sia fatta in loro 100%. Usali, Signore, per la tua gloria, e che vite, famiglie, comunità siano trasformate dalla loro opera attraverso il tuo spirito. Grazie, Padre, per le loro preziose esistenze. Ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica. Adesso noi faremo la nostra cena del Signore, ok? Se tu vuoi condividere con noi questo momento, invito i diaconi, per favore, chi è predisposto per la distribuzione. E ci sono 3 vassoi, vero Pietro? 3? Sì. Maria, puoi venire a darci una mano? Grazie. Ok? Se tu hai deciso di condividere con noi questo momento, io ti invito a venire, ok? Sempre seguendo la corsia centrale e rientrando dalla corsia laterale, ok? Grazie, e alzati pure in piedi, che il Signore ti accompagni. Potete venire. Sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza ed ogni via del mondo. Ciò creò, su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il mondo, su ogni ricchezza e sopra ogni persona.
ritornare con la mente, no? A quell'immagine che il Signore ci ha lasciato nei Suoi Vangeli. Gesù, ultime ore di vita, alle 9 del giorno dopo lui sarebbe stato crocifisso, e lui decide di condividere quegli ultimi momenti di libertà insieme a chi? Ai Suoi discepoli. E il testo evangelico di Giovanni dice che li amò fino alla fine, no? E lui ha condiviso con noi la sua vita. E c'è un testo biblico in Ebrei che mi colpisce tantissimo, che dice: poiché dunque abbiamo un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Cristo è qua per dirti stamattina: avvicinati a me, io ti capisco. Lui è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare, ed è per quello che lui può darti un buon consiglio. A volte è interessante che noi andiamo a cercare un predicatore su internet, andiamo a cercare anche il pastore, ogni tanto è giusto cercare anche il pastore, ma sai chi è che tu devi cercare veramente quando è il momento della difficoltà? Cerca il Signore, perché lui è passato per la stessa tua strada, non ha mai fallito neanche un giorno della sua vita, e lui può dirti esattamente come superare quella difficoltà. Lui è venuto per condividere la sua vita con noi fino alla fine, fino alla croce, e questo pane rappresenta il suo corpo che è stato spezzato per noi. Prendiamolo insieme. Signore, ti ringraziamo per il tuo corpo versato nella croce. Ti ringraziamo, Signore, per questo sacrificio. Ti ringraziamo per questa prova d'amore. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei meraviglioso e ha dato suo figlio per noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. La parola di Dio dice così: voi non siete stati riscattati dal vecchio modo di vivere dei vostri padri con oro o con argento, ma col prezioso sangue di Cristo. Io non conosco tanto la tua storia, no? Ma tutti noi abbiamo una storia. Il sangue di Cristo, noi abbiamo detto, le tue benedizioni sono su ogni generazione per i figli dei tuoi figli. Sai che cosa ha fatto il sangue di Cristo? Ha spezzato tutte le catene spirituali generazionali fino ad oggi. E io e te abbiamo il privilegio di dire: io sono un uomo libero, sono una donna libera grazie al sangue di Cristo. Ci sono quegli atteggiamenti, no, di famiglia, del nonno, del bisnonno, che passano di padre in figlio. Sai perché questo? Perché c'è un mondo spirituale, no? E tu sai che il diavolo rivendica i peccati dei padri sui figli, sui nipoti per generazioni, finché arriva il cristiano che dice sì a Cristo, e appena Cristo entra nella nostra vita il suo sangue purifica e spezza qualsiasi catena. Noi dobbiamo credere in questo, perché questo ci dà vittoria. La tua vita è pura perché il sangue di Cristo è stato versato una volta per sempre sulla croce. Tu ci credi in questo? Amen? Ricordando che questo rappresenta il sangue di Cristo, prendiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, grazie perché stiamo ricordando che noi siamo liberi in Cristo Gesù. Adesso, Signore, io ti chiedo che questa libertà che noi sappiamo che esiste sia anche una verità nel nostro cuore. Signore, non possiamo avere una fede sentimentale, ma vogliamo avere una fede funzionale, che funziona, e credere che il sangue di Cristo ci ha fatto nuove creature in Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi e continuiamo ad adorare il nostro Dio con le nostre primizie, con le nostre decime, con le nostre offerte. Amen, Chiesa.
un amore senza fine, la grazia tua su me, c'è grande bisogno di perdono e conforto, è Dio che salva. Ci possiamo alzare in piedi per adorare nostro Signore? Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Prendimi come sono, con tutti i miei timori, riempimi di te, questa mia vita che voglio dedicarti fino alla fine. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte scacciò e vittoria ci dà. La tua luce sia sul mondo, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Gesù, la tua luce sia sul mondo, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Grazie Signore per queste offerte che abbiamo donato a te, Signore, che tu possa riceverle, che tu possa benedire la vita di ognuno che è qui presente, Signore, e che ognuno possa portare un qualcosa dentro di sé a casa, Signore. Nel nome di Gesù ti ringrazio. Amen. Sì, ok. Ok, pochi annunci molto rapidi. Come avete visto, alcuni di noi non portano la mascherina. Allora, dal 1° di maggio, secondo il decreto legislativo, la mascherina nelle chiese è raccomandata ma non obbligatoria. Quindi a ciascuno di noi la libertà di scegliere. Bene. Altra cosa. Allora, martedì, ore 20, faremo il terzo incontro sul studio del libro di Apocalisse, seminario di Apocalisse. Okay? Ne abbiamo fatti 2, abbiamo visto che non volevamo andare troppo di corsa, c'erano anche diverse domande e quindi abbiamo deciso di fare un martedì
aggiuntivo. Pastore, ma io non ho partecipato ai primi 2, è lo stesso, se tu vuoi venire sicuramente qualcosa porterai a casa, anche perché facciamo sempre un po' di ripasso, quindi vieni che sicuramente il Signore ti benedirà come ha benedetto noi, ok? Altra cosa, una raccomandazione, sempre partecipate agli incontri di preghiera e ai vostri gruppi di studio biblico, che sono una crescita per ciascuno di noi. Vieni. Prego. Prossimo venerdì alle 20, nostra prova del coro. Abbiamo bisogno sempre di voce maschile e femminile, deve venire. Stiamo provando per giugno e faremo un concerto qua a Treviso e dopo inizieremo, adesso a fare le canzoni di Natale, qualcosa per fare a dicembre, qua nella chiesa e fuori. Deve venire prossimo venerdì alle 20. Se hai bisogno di qualche informazione puoi parlare con me o con qualche... Chi è del coro? Alza le mani per favore. Quanta gente del coro qua oggi? Puoi parlare con me o con qualche persona del coro. Vi aspetto venerdì. Grazie. Allora faccio una promessa ufficiale, va bene? Visto che torna il pastore Caio, adesso il venerdì verrò al coro. Sì, va bene? Ok, carissimi. Allora, visto che do l'esempio, altri uomini, mi raccomando. Ok, fratelli, alziamoci in piedi e chiudiamo con una preghiera. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per questa esperienza di culto questa mattina. Quello che è stato seminato, Signore, che il nemico non venga mai a portarlo via, ma che possa portare frutto per la vita eterna e per la nostra crescita. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia che ci ha salvato attraverso Cristo Gesù e le consolazioni dello Spirito di Dio ci accompagnino per ogni istante della nostra vita e con tutto il popolo di Dio sia per sempre su tutta la faccia della terra, per sempre. Amen. Amen. Dio vi benedica, buona settimana nella presenza del Signore.